No, sono un disastro, non ci riesco a parlare veneto, non riesco veramente, mi deve far sempre insegnare un sacco di cose lui. In realtà Neri Marco Re è perfettamente a suo agio nei panni di un veneto, un bamboccione costretto improvvisamente a darsi una mossa. È il personaggio di Gualtiero, protagonista insieme con Piera degli Esposti di Leoni, film col quale il padovano Pietro Parolin esordisce alla regia grazie al bando da 700.000 euro promosso dalla Regione Veneto. L'intento è di raccontare situazioni anche pesanti col tono umoristico della commedia. Sono partito da una fascinazione data dal territorio e quindi una voglia di riscoprire anche un certo tipo di commedia, che è una commedia di genere. Bene, stai andando forte, prosegui. Che è una commedia di genere che è data sia dalla volontà di ritornare un po' alle origini, avendo come esempio grandi maestri come Pietro Germi, Mario Monicelli, e poi anche attingere alla cronaca, triste cronaca attuale, che insomma si rifà un po' alla crisi, si rifà alla ricerca di valori che sembrano persi ma che poi in qualche modo vengono ritrovati, e quindi c'è anche un discorso sulle radici del nostro territorio che devono comunque essere riscoperte, e il personaggio di Neri farà questo. Il personaggio di Gualtiero è un po' un cialtrone che non ha mai lavorato in vita sua perché è ricco di famiglia, ma quando la madre Piera degli Esposti appunto gli chiude i rubinetti delle finanze è costretto a inventarsi qualcosa, e come tutti gli sprovveduti fa degli errori anche gravi, si affida a mani di gente poco raccomandabile, insomma rischia di fare una brutta fine, salvo poi trovare un sistema per salvare anche la pelle, perché rischia anche questo, e attraverso questa crescita improvvisa legata a una necessità, non a caso insomma apre gli occhi e scopre anche di avere un figlio. Ce l'ha sempre vicino, ma fino a quel momento non l'ha mai considerato una risorsa importante per la sua vita, e invece da verso finale del film insomma comincia ad apprezzare suo figlio, che è poi forse l'unico personaggio positivo del film. In 5 settimane di riprese che hanno toccato Vicenza, Padova e Venezia, ma soprattutto Treviso, il marchigiano Neri Marco Re ha avuto modo di ampliare la conoscenza anche geografica del Veneto, di certo ha assimilato cadenza e lessico del nostro dialetto. Questo film però mi ha fatto piacere farlo anche perché mi permetteva di stare un po' qua, che è una zona, insomma una regione nella quale mi piace molto stare, che conosco attraverso amici, e quindi era anche l'occasione per starci un po' di più. In effetti sono molto contento, al di là di tutto quello che è intrinsecamente il film, di aver passato questo mese qui a Treviso, e insomma ho avuto la conferma che è un posto bello nel quale si potrebbe vivere tranquillamente. La bocca non è stracca se non sa de vacca, che non si può terminare un pasto senza formaggio. E poi ce n'è una che nel film che è donna che muove anca o è gatto poco che manca, e questo non c'è bisogno di traduzioni. E poi quell'altro che mi hai detto tu, che è latte e vin fa sangue fin.